chi è il vero cuore pulsante, chi è l'ideatore dell'Associazione della Colonna. Giancarlo Volpato è un ex rugbista, anzi è un rugbista, che all'età di 20 anni in un infortunio di gioco purtroppo è rimasto tetraplegico e da quel momento non ha deciso di fermarsi di fronte alle difficoltà che la vita gli ha presentato, ma ha deciso di rilanciare, ha deciso che un brutto evento che avrebbe poi condizionato il resto della sua vita non doveva essere un brutto evento, ma doveva essere un'opportunità. E da quel giorno è iniziata una corsa per aiutare gli altri. Quindi, come detto prima, la corsa per Gianca non è una corsa per noi stessi, è una corsa per gli altri. Quando noi facciamo qualcosa per gli altri, in realtà stiamo facendo qualcosa per noi stessi. Quindi non mancate il 12 aprile a Milano in Piazza Martiri. Quarta edizione della Corsa per Gianca, una bellissima iniziativa che si tiene a Milano, che unisce lo sport, quindi la corsa, la camminata, con vari percorsi adatti a famiglie e anche a runner un po' più esperti, unisce la solidarietà e il sociale. Solidarietà e sociale perché i fondi che verranno raccolti durante questa giornata saranno dati in beneficenza all'Associazione La Colonna, che tante attività meritorie fa sul territorio di Milano, negli ospedali e anche per tutti i cittadini, quindi un'occasione davvero bella per correre, fare un po' di sport, stare insieme, passare una giornata anche con tutta la famiglia a Milano durante il Festival del Volontariato, un appuntamento da non perdere, sperando che ci sia una bella giornata di sole e soprattutto tanta gente pronta a divertirsi, fare sport e anche un po' di beneficenza. La nostra associazione fondamentalmente raccoglie fondi da destinare alla ricerca scientifica. Abbiamo destinato 200.000 euro per appunto da investire in vari progetti. Si occupa di abbattimento delle barriere architettoniche, si occupa della creazione di spazi dove le persone possono giocare assieme, dove i bambini per esempio possono giocare assieme nel Parco Gentile che abbiamo allestito in questi ultimi anni. Si trova a Milano, proprio in centro storico, di fronte alle poste, quindi è impossibile non vederlo. È un parco dove tutte le giostrine, piuttosto che le altalene, eccetera, possono essere utilizzate da chiunque, sia persone normodotate che persone con disabilità. La Corsa per Gianca è uno degli esempi di manifestazioni che abbiamo organizzato negli anni. Eravamo partiti dalle nuotate, dai tornei di rugby, abbiamo fatto un evento in canoa con Daniele Scarpa, che abbiamo fatto una direttissima praticamente da Pirano a Venezia con 2 canoe polinesiane da 6 persone e la durata è stata 10 ore praticamente in mare aperto. Avevamo fatto degli eventi a Jesolo assieme alle manifestazioni marinare, che era un torneo di rugby che aveva avuto un sacco di successo, ma era cominciato a diventare troppo impegnativo da organizzare, più che altro anche per la distanza. Per cui ci siamo buttati, è venuta l'idea a Cardines di inventarsi questa corsa per Gianca, che appunto attraversa tutti i luoghi più suggestivi di Milano.